E chiaramente adesso faremo un po' i cretini, facciamo un paio di pezzi così, però diciamo il grosso della situazione è assolutamente... Parlo con lei, stasera ci deve essere. Allora, sono levato gli occhiali così, io ho le occhiaie. Allora, che pezzi? Ma che ne so? Ah, ok, quelli che volete? Facciamo proprio una cosa, un assaggino, Io che dobbiamo andare a montare adesso. Ma ti la ricordi? Ah no, io spagnolo non faccio. Niente? Nada? Ok, solo italiano. Siete pronti per il conto? Parlo con... È vivo Ivan, senza ogni volta mi viene il dubbio. Vivo morto X. Servi sempre a sinistra, Ivan. Delicato e inutile come una farfalla. E tieni conto che il ristorante non è un autoscontro, è una pista da ballo! Guardalo, convinto di non sentire questo stronzo e devo aspettare mezz'ora per un piatto di pasta scotta. Una volta questo era un locale rispettabile, cazzo adesso prendono a lavorare con gente come questa. Ma guardalo, che aspettiamo che ne faccia la barba lunga e capelli lunghi. Un cameriere con l'era di sufficienza, non ti rendi conto? Sicuramente sarà pure di sinistra! Sicuramente un poco pane. Nella mia messa c'ho quello che balla e questa cosa è proprio poca cosa. Cameriere! Che c'è? Cameriere, faccia presto, venga subito. Ma non dico io. Allora, lo voglio organizzare in tutto ronco, capito? Suoni! Ora la menata. E guardalo, questo balzone arrogante e pelato, perché voglio il pane, voglio il sale, voglio questo, voglio quest'altro, ma non si rende conto che è ridicolo. E quella figa che ha accanto Messi che si è innamorata di lui, quella sta con lui soltanto perché al polso un orologio che a prenderlo si sfommerebbe mezza Africa. Questo di cui non mi sa che è soltanto la carta di credito, e sicuramente sarà pure di sinistra! Questo pane è troppo poco pane. Nella mia c'ho quello che balla, e questa cosa è troppo poca cosa. Signore il conto! Così non si dovrebbe dare da mangiare a chi non ha più fame, chi non ha più fame. Così non si dovrebbe dare da mangiare a chi non ha più fame, chi non ha più fame. Così non si dovrebbe dare da mangiare a chi non ha più fame, chi non ha più fame. Così non si dovrebbe dare da mangiare a chi non ha più fame, A chi non ha più fame! Ok. E questo pezzo invece che ha scritto Ramazzotti si chiama... Facciamo anche dei pezzi? Vai! Tutto ciò da cui stavi fuggendo torna con la valanga più grande che ti trascina al punto di partenza se vestrai ricchi di difetti. Nello spazio che adesso riempie su qua cervo di densi silenzi che colleziono da tempo come scalce d'inferno. Why? Oh, why?
acque, solca il tempo per l'immenso soffio eterno. Guardami cambiare forma dopo forma ancora, respirare i tuoi capelli dentro un giorno. No, vedi com'è facile. No, vedi che inutile scordarsi di credere a vecchi difetti.